Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli del telegiornale. Trema la terra nel catanese, scossa di magnitudo 4.5 con epicentro sull'Etna, nessun danno segnalato, scuole chiuse per verifiche in alcuni comuni. Catania, 6 minori colpiti da misura cautelare per la violenta aggressione del 3 gennaio in piazza Stesicoro, 2 coetanei feriti, 1 con gravi lesioni all'occhio, 4 finiscono in comunità, 2 ai domiciliari. Sigonella e Muos già coinvolti nella guerra contro l'Iran. Il Movimento 5 Stelle chiede chiarimenti al ministro della Difesa Crosetto. Primi rientri tra i siciliani a Dubai, mentre i prezzi schizzano alle stelle. Palermo, operai della RAP aggrediti allo Zen, un rogo probabilmente doloso incendia 6 mezzi in un parcheggio. Il titolare aveva denunciato gli estorsori. Calcio, stasera Palermo in campo al Barbera contro il Mantova, rosanero con l'obbligo di vincere se vorranno continuare a sognare la promozione diretta. Serie C, big match domani sera per il Catania che sfida il Benevento, capolista in trasferta. Si va verso l'assenza totale o parziale dei tifosi. Partita in diretta e in chiaro su Telecolor a partire dalle 19:30. Trovati nel catanese, in tanti si sono svegliati con una scossa molto forte di terremoto intorno alle 7:05, la magnitudo 4.5 con epicentro sull'Etna vicino a Ragalna. Al momento non ci sono danni segnalati, però sono state molte le scuole chiuse per verifiche, in particolare anche a Catania. Ma sentiamo Simona Mazzone. È stata intensa ed è durata circa una ventina di secondi la scossa di terremoto che questa mattina ha svegliato parte della popolazione nel catanese. Il sisma si è verificato alle 7:05. Una localizzazione automatica dell'INGV in fase di ulteriore verifica stima che il terremoto sia stato di magnitudo 4.5 e fissa l'ipocentro del sisma sull'Etna in una zona a nord-ovest di Ragalna, a una profondità di circa 3,8 km. L'evento, oltre che nel catanese, è stato avvertito anche nel messinese e nel siracusano. Non si hanno notizie di danni a cose o persone. In via precauzionale scuole chiuse a Catania, Tremestieri, Belpasso, Adrano. Il dirigente regionale della Protezione Civile ha disposto l'attivazione immediata di un monitoraggio telematico attraverso il servizio di emergenza, al fine di verificare eventuali criticità presso tutti i comuni nei quali la scossa è stata avvertita. Ed è stato subito un tantan di telefonate, messaggi e ricerca di informazioni sui social. Diverse segnalazioni sono arrivate da Pedara e Paternò, Catania Centro, Fleri, frazione di Zafferana Etnea, Aci Castello, Nicolosi. Avvertita la scossa anche a Mascalucia e Tremestieri. Segnalazioni anche dal siracusano, in particolare dalla zona di Augusta. Tra le segnalazioni ai vigili del fuoco di Catania, una arrivata da Belpasso dove una persona è rimasta chiusa in casa poiché a causa della scossa non si è aperta la porta dell'interno. E a Ragalna dove un uomo ha segnalato una situazione di pericolo con danni sui muri di casa. A Catania la polizia ha eseguito un'ordinanza cautelare del GIP del Tribunale per i minorenni nei confronti di 6 minori ritenuti responsabili dell'aggressione avvenuta il 3 gennaio in piazza Stesicoro, dove 2 coetanei furono picchiati con estrema violenza, riportando gravi lesioni, tra cui una frattura orbitale con rischio di danni permanenti alla vista. 4 ragazzi sono stati collocati in comunità, 2 sottoposti a permanenza in casa. Il questore ha inoltre emesso 8 daspo Willy e un ammonimento nei confronti del minore non imputabile che avrebbe utilizzato un tirapugni. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito una confisca di beni riconducibili al geometra Andrea Bonafede, che aveva prestato l'identità a Matteo Messina Denaro su disposizione del Tribunale di Trapani, sezione misure di prevenzione. Il provvedimento riguarda l'appartamento di Campobello di Mazzara utilizzato come ultimo covo del boss e l'auto a lui in uso. Per l'uomo disposta anche la sorveglianza speciale per 4 anni con obbligo di soggiorno. Ad Agrigento un detenuto si è impiccato utilizzando i lacci delle scarpe nel carcere Petrusa. L'uomo è stato trovato senza vita nella sua cella. Inutili soccorsi, avviate le indagini del caso. La base di Sigonella e la stazione Muos di Niscemi sarebbero già coinvolti nella guerra contro l'Iran. I parlamentari nazionali e europei del Movimento 5 Stelle chiedono chiarimenti al ministro della Difesa Guido Crosetto. Sentiamo Luca Ciliberti.
Dalla base americana non trapela nulla, pochi giorni fa solo un avviso destinato ai Marines americani e alle loro famiglie di prestare attenzione. Ma secondo alcune indiscrezioni rese note oggi dai parlamentari 5 Stelle di Camera e Senato, la base di Sigonella e la stazione MUOS di Niscemi sono già coinvolti nella guerra contro l'Iran. Nell'aeroporto militare, nella Sicilia orientale in uso agli US Navy, si registra un intenso traffico di aerei cargo militari americani e uno è in arrivo anche dalla base americana a Creta, hub logistico per le operazioni in Medio Oriente. Non solo Sigonella, perché la Sicilia è tra gli obiettivi sensibili, ha anche il centro di comunicazione satellitare MUOS, uno dei 4 nodi terrestri globali che garantisce il collegamento tra tutti gli aerei, droni, navi e sottomarini americani. Sigonella è a 2 passi. Se non lo sa il ministro della difesa che è andato lì a farsi la vacanza mentre stavano bombardando, che lo deve sapere. È un po' di timore, un po' di disagio, più che altro perché appunto non si sa esattamente che conseguenze e che cosa ci possiamo aspettare esattamente. Adesso i parlamentari del Movimento 5 Stelle delle commissioni esteri e difesa di Senato e Camera e l'eurodeputato pentastellato Giuseppe Antoci chiedono che il ministro della difesa Guido Crosetto chiarisca queste circostanze e spieghi agli italiani qual è il reale grado di coinvolgimento delle basi e delle strutture militari sul territorio italiano e in particolar modo sul territorio siciliano. Noi vogliamo sapere dal ministro Crosetto qual è il livello di coinvolgimento della base di Sigonella e del MUOS e soprattutto chiediamo di sapere se arriverà una richiesta da parte degli Stati Uniti, quale sarà la risposta del governo italiano. In tutto il paese sono già stati rafforzati immediatamente i dispositivi di vigilanza su molti degli oltre 28.000 obiettivi sensibili nelle città italiane, tra queste ambasciate, consolati, luoghi di culto riconducibili in particolare ai paesi coinvolti. E intanto rientrano a casa gli italiani che si sono ritrovati sotto le bombe a Dubai, tra questi anche 200 studenti, tanti siciliani che vivono e lavorano negli Emirati. Le testimonianze raccolte da Luca Ciliberti. Sono iniziati i primi rientri di gruppi italiani bloccati in Medio Oriente. Oggi con un volo speciale da Abu Dhabi sono atterrati a Milano circa 200 studenti, tra questi molti minorenni e molti siciliani che partecipavano ad una simulazione nell'ambito del progetto di politiche internazionali. Grazie infinito al governo italiano, alla task force del Golfo e alle autorità consolari e diplomatiche per averci assistito e per averci permesso una partenza quanto più immediata possibile. Speriamo insomma di arrivare presto. Ma resta alta l'attenzione per i tantissimi connazionali che vivono o risiedono in quell'area. Attualmente sono 70.000 tra presenze stabili e temporanee, 30.000 solo a Dubai e ad Abu Dhabi. Tra questi c'è chi ha scelto per opportunità di spostarsi qualche giorno in un altro paese. Eravamo proprio lì di sera e vedevamo appunto che c'era la contraerea, appunto l'antimissilistica che riusciva a intercettare questi droni e i missili che erano su Dubai, appunto che erano in aria, riusciva a bloccarli, però ovviamente si sentivano troppi botti, i bambini hanno avuto paura perché ovviamente piangevano, anche di notte poi si sentivano questi botti. L'antimissilistica incredibilmente ha bloccato circa ad oggi 600 tra droni e missili, quindi Dubai comunque si è comportata egregiamente, città veramente ancora più sicura. Zapparrata, originario di Gran Michele ma residente da anni a Dubai, ha caricato il fuoristrada e con la famiglia ha scelto di trasferirsi in un resort ritenuto sicuro in Oman. Ho parlato con l'ambasciatore, ho parlato qui con il consolato. L'Oman in questo momento è sicuro, siamo tranquilli. Ora sto cercando di far rimpatriare tantissimi amici miei che sono qui, che comunque non se la sentono e vogliono tornare, quindi sono qua con loro in aeroporto. Io rimarrò in Oman, la mia famiglia rimarrà lì a mare nel resort e niente, aspettiamo questa situazione. Io torno a Dubai, penso domani o dopodomani, perché comunque ho delle cose in corso, business, attività, e devo rientrare per forza. Attenzione per gli sviluppi della situazione internazionale dunque, ma nessuna fuga o rientro anticipato in Italia. E la guerra in Iran, le tensioni in Medio Oriente fanno schizzare il prezzo di petrolio e gas, aumenta di 4 centesimi il costo dei carburanti, dunque dietro l'angolo il rischio stangata per le famiglie. Tonino De Mana. Credo sia sotto gli occhi di chiunque, ci si può guardare intorno, è tutto aumentato. Con una precisione chirurgica gli effetti di ogni guerra si fanno sentire nelle tasche e nei portafogli degli italiani. Ha impiegato poco tempo il mercato a perdere equilibrio, così l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran e la conseguente risposta ha portato ad una raffica di aumenti di petrolio e gas, più 4 centesimi al litro per benzina verde e gasolio, con la sensazione, anzi la certezza, che i rincari proseguiranno nei prossimi giorni. Le borse hanno reagito malissimo a questo blocco della chiusura
dello Stretto di Hormuz, tant'è vero che il petrolio ha avuto un balzo del 16% e il gas oltre il 40%. Questo ha comportato subito un aumento medio di circa 4 centesimi al litro sia per la benzina che per il gasolio. Un consiglio che mi sento di dare agli automobilisti è quello di fare, ognuno ovviamente nei limiti delle proprie possibilità, il pieno alle autovetture proprio per ammortizzare il danno. Dallo Stretto di Hormuz passa il 20% del petrolio mondiale, l'effetto domino è servito. Incute una grossa preoccupazione. Già le tasche degli italiani, della stragrande maggioranza degli italiani, sono in sofferenza. Sarà un bel salasso perché adesso aumenteranno tutto aumenterà praticamente. Aumenta il gas, per fortuna l'inverno è quasi alle spalle. Sì, questo è vero, grazie a Dio non abbiamo bisogno di troppo gas se non per cucinare. Insorgono le associazioni dei consumatori che a cascata prevedono aumenti anche di bollette, trasporti e prodotti finiti. Insomma, sugli italiani incombe il rischio dell'ennesima stangata. Cambiamo decisamente argomento. Il cosiddetto ecomostro a Randazzo nel Catanese continua la guerra senza quartiere della commissione straordinaria che amministra il comune contro l'abusivismo edilizio. Orazio Longo. Dopo 40 anni e 7 ordini di demolizione mai eseguiti è arrivato il momento del suo abbattimento ad opera delle ruspe, come si vede da queste immagini, giunte sul posto dopo che la commissione straordinaria che amministra il comune di Randazzo nel Catanese ne ha deliberato lo smantellamento, il cosiddetto ecomostro. Immobile realizzato sul terreno di proprietà comunale dal clan Sangheri notoriamente affiliato al clan Laudati di Catania. E questo ecomostro era stato costruito per essere destinato ad abitazioni dei Sangheri in una posizione strategica. Il manufatto si trovava in contrada Murazzo Rotto lungo la statale 285. Per la demolizione sono stati utilizzati i fondi assegnati dal Ministero dell'Interno agli enti sciolti per infiltrazione mafiosa. La demolizione è un momento che chiaramente rende il patrimonio della città un territorio che è comunale e soprattutto stabilisce principi di legalità. Le operazioni di ripristino dei luoghi sono state precedute dall'invio di rinforzi deciso in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. C'è un segno tangibile della presenza dello Stato e dell'istruzione sul territorio. Il porto è la terza demolizione che la commissione straordinaria pone in essere in questo biennio e speriamo che sia una best practice nelle amministrazioni che verranno, quello di continuare a prevenire, a scongiurare e a contrastare l'abusivismo edilizio. Vampe pronte a incendiare a Palermo, operai aggrediti allo Zen durante la rimozione delle cataste di legno. Un rogo probabilmente doloso, invece incendi a 6 mezzi in un parcheggio. Il titolare un anno fa aveva denunciato i suoi estorsori. Marco Gullà. Andatevene perché vi massacriamo di botte, è la minaccia che è stata fatta ai danni di una ditta esterna incaricata dalla RAP per le operazioni di rimozione di cataste di legno nel quartiere Zen 2 a Palermo. Il materiale, verosimilmente destinato alle cosiddette vampe di San Giuseppe, era stato individuato e avviato alla rimozione. Tuttavia, il 27 febbraio gli operatori della ditta incaricata della bonifica sono stati minacciati e aggrediti verbalmente. Questa mattina il presidente della RAP, Giuseppe Todaro, e l'assessore comunale all'ambiente Pietro Alongi si sono recati negli uffici della sezione investigativa della Digos della questura di Palermo per denunciare l'episodio. Non solo Zen, nella notte un incendio probabilmente doloso ha danneggiato 4 tir e 2 autovetture che erano all'interno di un parcheggio. L'attività è di un commerciante che oltre al parcheggio gestisce un'officina e che lo scorso anno ha denunciato i suoi estorsori dopo alcune richieste di pizzo e un'aggressione. A microfoni spenti una donna ci dice: abbiamo sentito un forte boato che ci ha svegliati. Il fumo ha poi invaso tutta la zona. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, mentre la procura di Gela indaga sulle cause della frana di Niscemi e sui finanziamenti mai utilizzati per mettere in sicurezza il territorio, la Regione avvia i primi ristori per le imprese colpite. Gerry Italia.
È un'indagine che scava nel passato per capire le responsabilità del presente, quella avviata dalla procura di Gela sulla frana di Niscemi. I magistrati del pool frana, coordinati dal procuratore capo Salvatore Vella, stanno passando al setaccio documentazione tecnica e atti amministrativi per ricostruire perché non siano mai stati realizzati gli interventi di consolidamento e di sistemazione idraulica del torrente Benefizio, fondamentali per la sicurezza dell'area. Sotto la lente finiscono anche i progetti legati alla frattura del territorio a valle dell'ex depuratore, già colpito da una grave frana nel 1997. Per quei lavori erano stati stanziati oltre 10 milioni di euro, ma gli interventi non sono mai partiti. Un finanziamento rimasto bloccato per anni in un complesso iter burocratico negli uffici regionali, che solo lo scorso anno ha portato alla nomina del responsabile unico del procedimento. Da 2 settimane i PM hanno avviato le audizioni delle persone informate sui fatti, affiancati da 3 consulenti tecnici. L'obiettivo è accertare eventuali responsabilità e capire se i ritardi abbiano contribuito al disastro. Intanto, sul fronte degli aiuti, dalla prossima settimana partiranno i primi pagamenti dei contributi regionali alle imprese danneggiate dalla frana e dal ciclone Harry. Sono circa 1200 le domande presentate, 60 solo da Niscemi. I ristori fino a un massimo di 20.000 euro per azienda saranno erogati direttamente ai beneficiari. La regione promette rapidità e nessuna esclusione, ma mentre arrivano i primi fondi resta aperta la questione centrale: perché risorse già disponibili non sono mai state trasformate in opere di prevenzione? Una domanda a cui ora prova a rispondere l'inchiesta. Andiamo a Ragusa. 130 talentuosi studenti delle scuole superiori si sono sfidati in una 3 giorni tra idee e visione per il futuro. Sul podio sostenibilità, inclusione e valorizzazione del territorio. Veronica Barbarino. Creatività, tecnologia e visione imprenditoriale sono questi gli ingredienti della 5ª edizione di Hack Your Talent, che a Ragusa ha coinvolto 130 studenti delle scuole superiori. 3 giorni in cui, tra formazione, intelligenza artificiale e visione di impresa, i giovani talenti divisi per gruppi si sono sfidati nella progettazione di sistemi tecnologici utili per il domani. Dalla salute mentale all'inclusione digitale, dalla sostenibilità industriale al monitoraggio costante della salute. Il nostro progetto è una maglietta con vari dispositivi collegati a essa. Questi sensori misurano i nostri parametri vitali e i parametri dell'ambiente che ci circonda e mandano tutti questi valori a un'applicazione che in caso di pericolo ci invia delle notifiche e in caso estremo può inviare una chiamata al pronto soccorso. Sul podio delle migliori idee, un cingolato intelligente, capace di esplorare acquedotti e fognature, mappare le infrastrutture e intervenire sulle perdite idriche. E ancora un videogioco inclusivo e un'app che racconta il territorio. Io e i miei compagni abbiamo pensato di ideare un videogioco davvero innovativo, attraverso cui le nuove generazioni siano capaci di mettersi nei panni di chi quotidianamente convive con dei limiti dovuti a disabilità o neurodivergenze. Noi abbiamo creato un'app per incentivare il turismo locale in modo originale e autentico, proponendo itinerari e consigli di viaggio creati da cittadini locali in modo da far trasmettere un senso di appartenenza. Idee complesse e articolate, sviluppate dai giovani di oggi e che raccontano molto del potenziale di questa generazione. E adesso ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa e poi il calcio. Cominceremo con il Palermo, stasera in campo contro il Mantova. E siamo al calcio, stasera Palermo in campo alla Barbera contro il Mantova rosanero, con l'obbligo di vincere se vorranno continuare a sognare la promozione diretta. Marco Gullà. Monza e Venezia continuano a vincere e allora se il Palermo vorrà mantenere viva la speranza di poter centrare la promozione diretta, deve intanto fare altrettanto stasera al Barbera contro il Mantova. Non è un'ultima spiaggia, ma un passo falso potrebbe compromettere definitivamente la corsa dei siciliani verso i primi 2 posti. Inzaghi manifesta fiducia, la squadra reagirà dopo la sconfitta di Pescara. Abbiamo fatto tantissime partite fatte bene, per cui si riparte da questo, ormai quello che è stato, anzi pensiamo a un momento bellissimo da cui arriviamo, dalle tante partite fatte bene e insomma se era 4 mesi che non perdavamo vuol dire che siamo in grande forma e dobbiamo solo ripetere quello che abbiamo fatto prima di Pescara. Nessun turnover massiccio stasera contro il Mantova. Buone notizie arrivano da Bani, il difensore ha smaltito la sindrome influenzale e si avvicina al rientro dal primo minuto. Sulla 3/4 favorito Leduaron su Jonsen. In un campionato normale saremmo primi o secondi,
per cui se a inizio d'anno insomma, ci avessero detto a chiunque di voi a questo punto del campionato, dopo tantissime partite, di averne perse solo 4, avremmo tutti firmato col sangue, per cui tutto queste sono le cose positive che dobbiamo riconfermare già da domani. Ho sempre detto che ogni partita è un nuovo esame, non mi ero esaltato prima, un passo falso ci può stare, l'importante è che rimanga un episodio a sé. Il Mantova è in zona play-out, ma non è formazione da sottovalutare. Fischio d'inizio alle 20. Si va verso l'assenza totale o parziale dei tifosi del Catania a Benevento. Si attende in tal senso il provvedimento del prefetto di Benevento, un provvedimento d'urgenza che deriva dall'attività congiunta della Digos di Catania, Cosenza e Salerno, secondo cui esiste un rischio di scontri reale, perché nello stesso momento si sposterebbero i tifosi del Catania appunto, ma anche quelli della Cavese verso Crotone e del Cosenza verso Potenza. La decisione del prefetto è attesa in mattinata, potrebbe portare o alla chiusura totale del settore ospiti o al divieto di trasferta per i residenti in Sicilia. Il divieto coinvolgerebbe tutte le tifoserie, dunque anche quelle di Cosenza e Cavese, appunto. Ma vi ricordiamo che la partita domani sarà trasmessa da Telecolor con l'appuntamento che partirà alle 19:30. Con questo finisce questa edizione di Sicilia 24. Vi ringraziamo per averci seguito. Vi ricordo l'appuntamento con il nostro telegiornale alle 14. Vi lascio adesso a Marco Carli per la rassegna stampa. A tutti una buona giornata.